Allora, mi chiamo Congiurrina, la mia azienda è Antichi Sapori di Mamuiada. Adesso parliamo del cocco nei mele. Per realizzare questo pane serve semola, lo zucchero, lievito e lo zafferano. La sua caratteristica è il colore preso dallo zafferano. Si fa sciogliere e si aggiunge all'impasto. Si taglia generalmente tondo e poi si taglia o con le forbici o la formina, si fanno disegni particolari, la fantasia insomma ci vuole. Si fa lievitare un paio d'ore e poi ci serve la cottura. Si deve far bollire l'acqua perché serve a immergere il dolce capovolgendo la parte sopra. Poi si va a rimettere sulla teglia e si va a far asciugare, così poi il dolce viene bello lucido e il colore risalta di più.